Beni Culturali Sicilia, un'associazione che si occupa di diffusione della cultura, come nasce e quali sono gli obiettivi. Sì, BC Sicilia sta per Beni Culturali Sicilia ed è un'associazione che si occupa di salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali. Riteniamo, siamo convinti che il futuro della Sicilia passi attraverso i suoi beni culturali, passi attraverso la valorizzazione della propria memoria storica. Si tratta di scoprirla, si tratta di valorizzarla, si tratta anche di diffondere quello che è il nostro enorme patrimonio storico-artistico, il nostro patrimonio archeologico. BC Sicilia si muove in questo senso e sta lavorando con le sue 32 sezioni sparse per la Sicilia, con i suoi due gruppi specialistici in subacquea e in speleologia, proprio per recuperare questa memoria storica, per trasmetterla soprattutto alle giovani generazioni. Stiamo facendo un grande lavoro con le scuole, perché riteniamo che si possa costruire un futuro diverso proprio partendo dalla cultura, partendo da quello che è il nostro, come dicevo, patrimonio e valorizzando gli enormi beni che possediamo e che molto spesso, per vari motivi, proprio noi non conosciamo. È un gruppo di volontari, Sì, comunque. è un'associazione culturale di volontariato. I nostri soci svolgono la propria opera gratuitamente, proprio a servizio della comunità, orgogliosi di essere parte gratuita di questa grande terra che è la Sicilia. Tra le iniziative voi state conducendo per esempio una che è 30 libri in 30 giorni, che vuole sostenere proprio un aiuto alla lettura, al comprendere quanto sia importante, ad educare anche i giovani a questo modo di crescere. Sì, perché riteniamo che la conoscenza passi ancora oggi, attraverso il libro. Si tratta di scoprire il fascino e la bellezza del libro, perché attraverso il libro passa la conoscenza, passa quello che è in fondo anche la costruzione di una coscienza critica, perché il libro è riflessione, il libro è confronto, cosa che spesso i nostri strumenti così veloci non favoriscono, soprattutto alle giovani generazioni. Mentre sui ponti romani in Sicilia avete condotto proprio uno studio specifico. Abbiamo presentato un libro, Ponti antichi di Sicilia dall'età greca fino al 1778, ed è una scoperta sensazionale. La Sicilia possiede più di 500 ponti, di cui 70-80 di età romana, che fa della Sicilia la seconda regione dopo il Lazio per quanto riguarda il possesso ponti del periodo romano.